È passato un anno dall'elezione del sindaco. Sì. Cosa le pare? Che le strade fanno schifo, ma proprio schifo. E i marciapiedi in cui sono costretta ad andare ancora di più. Quindi questa è la sua prima esigenza e richiesta. Sì. Io seguo tutte le sere Rete Veneta perché abito qui nel Palazzo dei Ferrari e mi sembra una persona in gamba, è uno che sa il fatto suo, ho fiducia in lui. Ho parlato anche l'altro giorno che era lì seduto con Viero. Tutto qui. Quindi adesso nei prossimi 4 anni secondo lei che priorità dovrà avere? Ma ci sono un mucchio di cose, sento il ponte qua e là, ma una cosa importante, le baby gang. Io ho lavorato 8 anni a Padova e in certi posti non si poteva andare vicino alla stazione qua là. E adesso a dover essere preoccupato di non andare a bere un caffè perché c'è l'inconveniente, l'imprevisto del baby gang dà un po' fastidio. Speriamo che Nicola Finco sistemi tutto quanto. A me sembra abbastanza bene, non ho particolari. No. Lamentele, no, assolutamente. Bene direi che Bassano, oltretutto con il ponte abbiamo un turismo meraviglioso e grande, si è riqualificata enormemente, direi che si vive bene per ora a Bassano, per ora si vive bene. Speriamo che si continui al meglio insomma, per Bassano perché insomma, c'è bisogno di tante cose, ci sono bisogno di tante cose. A cominciare da? Ma insomma anche la sicurezza sicuramente è un punto importante, ma anche di giorno, non solo la sera. Speriamo insomma, che si continui e si faccia per il meglio. Ecco. Secondo lei è una cosa buona che è stata fatta e una cosa da fare? A me sembra che manchi un po' di cultura all'Astra, spero che lo mettino a posto perché è una cosa importante. Teatro Astra. Ci tocca andare a teatro a Vicenza, a Verona in giro, qui è un vero peccato che non ci sia una cosa del genere qui a Bassano, con tutti i turisti poi che adesso affluiscono. E poi, non so, la città un po' più sicura anche lei è un negozio e bisogna sempre chiamare i carabinieri o qualcuno che venga a controllare perché ci sono schiamazzi, carte oppure anche persone poco ubriachi che sostano diciamo davanti ai negozi.